Bomba d'acqua nella Marca trevigiana, frane, ma anche allagamenti di case e negozi nei comuni del quartiere del Piave. 2 ragazzi finiscono con l'auto in un canale e rischiano di annegare. Sopralluogo stamane i cantieri del ponte della Friula Susegana, cronoprogramma rispettato, entro aprile 2019 i lavori saranno terminati. Crack banche popolari, entro poche settimane 560 risparmiatori riceveranno i primi ristori, questo è solo l'inizio del processo di rimborsi, l'annuncio di Massimo Bitonci, sottosegretario all'economia. Tuffi e buranelli, ma anche scritte sui muri dei monumenti della città, il Consiglio Comunale di Treviso sta pensando a delle contromisure come lezioni di educazione civica. Un 21enne nigeriano, ex richiedente asilo, denunciato dalla polizia locale di Treviso, aveva sotterrato 16 dosi di droga tra le siepi dei giardinetti sotto le mura. Nonostante l'abbattosso del sequestro di 49 milioni alla Lega, il Carroccio va avanti. Da Re a fine ottobre faremo la festa regionale del partito, che quest'anno tornerà a Treviso. Nel fine settimana a Cavaso del Tomba torna Arte e Natura, manifestazione che porterà i visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali lungo un percorso di 2 chilometri. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Lo avete sentito anche dai titoli, in primo piano la nuova ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera sulla Marca trevigiana. Ad essere colpiti i quartieri del Piave, in primis Farra di Soligo, con case allagate, frane lungo i sentieri che portano alle coltivazioni di prosecco. Le immagini di ieri e le voci di chi oggi ha passato la giornata a pulire fango e a buttare via mobili, ma anche oggetti cari. Di questa entità non ce l'aspettavamo, ecco, quindi sono straripati alcuni canali, alcuni fossi in comune di Farra, il tutto si è concentrato sulle colline dietro Farra, da Colagù alle colline di Farra, e improvvisamente è scesa questa marea di acqua e i fossi sono straripati. Questo era il Rio Farra ieri pomeriggio verso le 19, quando nel quartiere del Piave, in genere in tutta la pedemontana trevigiana, si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Colpite in particolare diverse abitazioni di Farra di Soligo, scene per molti cittadini impensabili lungo questo torrente che normalmente è quasi in secca. Una massa d'acqua e detriti che hanno invaso negozi e scantinati in centro al paese, ma anche in Borgo Grotte e in Via dei Cavai. Abbiamo avuto un disastro, come si può vedere, e sì, è arrivata fino a 1,60 m l'altezza dell'acqua nel sotterraneo. Fortunatamente poi è uscita dalle finestre della taverna e poi sono arrivati i pompieri e insieme fortunatamente a un gruppo di amici abbiamo risolto il risolvibile. I mobili qui ben qui sono perdere perché non è del legno. Ma è la prima volta che capita qua a me sì. Un evento del genere? Qua sì, da me cognà no, è la seconda. Bisogna organizzarsi in maniera diversa, non so, mettere dei paratie tipo Venezia? Questa è l'idea magari? O... Non so, bisogna parlare col sindaco, vedere come si può fare. Perché una volta che ne era fossi dappertutto, adesso non viene più. E il fango che ne era dappertutto dentro e qua, è così. È il disagio dopo del sì, anche la paura stessa, perché non sempre per aria queste robe, allora si prende un po' paura. Dopo il nubifragio arriva la conta dei danni, in particolare per le frane e gli smottamenti che hanno colpito il Colagù. Nelle foto le condizioni dell'accesso al colle da sud, con la strada chiusa per lo smottamento. Chiusura della strada anche da nord, in questo caso la furia delle acque ha portato via in più punti la parte sottostante della carreggiabile, lasciando in sospensione solo la soletta di cemento. Qualche centinaio di migliaia di euro sicuramente di danni ci sono, anche perché in collina ci sono alcune strade che sono ancora chiuse perché ci sono state delle frane e per cui bisogna intervenire, soprattutto adesso che è il periodo delle vendemmie, intervenire velocemente anche per ripristinare la viabilità collinare. Limitati i danni sulle rive del Prosecco con piccoli smottamenti. Infine brutta avventura per 2 giovani che durante il nubifragio stavano percorrendo lo stradone da Farra verso Sernaglia, con l'acqua che ha fatto slittare la loro auto dentro un canale. Un'auto con 2 ragazzi a bordo è uscita di strada, è entrata nel fosso, è sparita proprio sotto l'acqua, e quella che è stata, diciamo, la fortuna loro e la gioia nostra è quella che sono riusciti a aprire i finestrini e uscire dai finestrini. Un fenomeno, quello dei nubifragi localizzati e intensi, che vede il Veneto il più colpito in Italia. I dati del meteorologo Giancarlo Iannicelli. Nel 2000
2017, quindi nell'anno scorso, il Veneto è stata la regione più colpita da effetti di instabilità, quindi effetti strani, forti, hanno colpito soprattutto il Veneto. Un triste primato che nella nostra regione rischia di bissare anche per l'anno in corso. E il nubifragio di ieri pomeriggio a Fara di Soligo è l'ennesimo esempio di un clima profondamente cambiato, soprattutto negli ultimi anni. Cambiamenti climatici ci sono sempre stati, ma così velocemente non si era mai verificato nella storia. La concentrazione delle precipitazioni una volta erano più diluite, magari nel corso dell'anno era la stessa quantità. Fatto è che questi ultimi anni si concentra la stessa quantità, magari invece che un mese, addirittura in un giorno, se non in un'ora, 2 ore. Quindi capite che naturalmente questo crea grossi problemi. E poi gli effetti di instabilità. Per la prima volta nel Veneto abbiamo avuto non le trombe d'aria a cui eravamo più o meno abituati, ma addirittura un tornado, quindi della stessa famiglia ma molto più intenso. Tutti aspetti legati all'aumento delle temperature, con estati sempre più lunghe e inverni sempre più miti. Abbiamo oltre 30 gradi, 34, 35 che durano quasi tutta l'estate, 2-3 mesi. Temperature registrate all'ombra della capannina, sottolinea il meteorologo, quindi per certi versi differenti dalla situazione reale. Se mettiamo, come abbiamo messo, un termometro al sole, si raggiungono i 60 gradi, quindi il disagio di una persona che è fuori sotto il sole sono i disagi di 60 gradi con ulteriore percezione per quanto riguarda l'umidità. Un clima a cui ci dobbiamo abituare, secondo il generale Iannicelli, con precipitazioni brevi e molto intense, ma anche molti giorni di sereno e temperature estive. Si annuncia qualche giorno di bel tempo, quindi ancora sabato e domenica, inizialmente una velatura, comincia a essere autunno, un po' di attività durante il pomeriggio, ma sostanzialmente tempo stabile, quindi un buon fine settimana, ma potremmo dire che anche gran parte per ora della prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile, con temperature che riguadagneranno terreno, quindi arriveremo se non ai 30 gradi, vicini ai 30 gradi. Visita questa mattina del Presidente del Veneto Luca Zaia al cantiere di Ponte della Priula, presenti l'amministratore delegato di ANAS Gianni Vittorio Armani, il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il Sindaco di Nervesa della Battaglia Fabio Vettori e quello di Susegana Vincenza Scarpa. Cronoprogramma nei tempi e se non ci saranno intoppi, riapertura del ponte ristrutturato nell'aprile del 2019. Nuovo sopralluogo questa mattina al cantiere di Ponte della Priula. Gli interventi sono iniziati il 30 maggio e sono parte di un progetto di intervento sul ponte storico, infrastruttura dei primi del Novecento, della lunghezza di 430 metri, composta da 20 arcate. Il progetto prevede un allargamento complessivo della sede stradale di 3,20 metri, con uno sbalzo di 1,60 m su entrambi i lati del ponte. L'imbarcato terminerà inoltre con una pista ciclabile laterale per il senso di marcia ed è previsto il riposizionamento del parapetto originario costituito da elementi metallici. È un'opera esemplare, non è solo un'opera infrastrutturale ma anche una conservazione del monumento storico, quindi il mio applauso va a ANAS per il grande lavoro che sta facendo, perché per aprile sarà consegnato. Per un cantiere aperto un altro attende una soluzione, del ponte di Vidor. Noi stiamo a sostegno della provincia, è una partita nella quale io vorrei coinvolgere anche ANAS se c'è una disponibilità di massima per affrontare questa opera. È un'opera del 1922 mi si dice, prima era in legno, adesso ovviamente è in muratura, però il ponte ha bisogno di essere recuperato. Inevitabile poi il riferimento alla tragedia di Genova. Su questo ponte ci siamo mossi assieme a ANAS in tempi non sospetti, è dal 2005 per avere un cantiere dopo 13 anni. In generale in Veneto abbiamo dato incarico a Veneto Strade di fare un monitoraggio ancora in tempi non sospetti, non dopo Genova, e abbiamo anche stanziato sempre in tempi non sospetti 15 milioni di euro per manutenzioni. Abbiamo un monitoraggio, una foto dei diversi viadotti. Rimanendo in tema di cifre, la somma stanziata per l'intero corpo degli interventi ammonta a un totale di circa 9.300.000 euro, 270 i giorni previsti prima che il traffico possa ripassare sullo storico ponte della Priula. Entro poche settimane 560 risparmiatori delle banche truffate riceveranno i primi ristori. Dalle parole ai fatti abbiamo iniziato a fare sul serio, l'annuncio del sottosegretario all'economia Massimo Bitonci. Grazie infatti, dice Bitonci, ad un emendamento proposto dal MEF inserito nel milleproroghe, i risparmiatori ai quali è stato accolto il ricorso dell'arbitro per le controversie finanziarie della Consub potranno richiedere il rimborso in via immediata con un limite massimo del 30% e un tetto di 100.000 euro. In pochi mesi, ha continuato poi Bitonci, siamo riusciti a fare quello che il PD ha solo millantato, avendo a disposizione molto più tempo. Questo è solo l'inizio del processo di rimborsi. In legge di bilancio, infatti, le nuove risorse permetteranno il ristorio di migliaia di truffati.
E adesso torniamo a parlare della vicenda del tuffo ai Buranelli di domenica notte, investigatori sempre più vicini agli autori, mentre il dibattito si sposta alla prevenzione. Due le iniziative che sono allo studio del Consiglio Comunale di Treviso. Sempre più vicini agli autori del tuffo dei Buranelli, gli investigatori della Polizia Municipale di Treviso. Mentre si moltiplicano gli appelli agli autori perché si facciano avanti mitigando così le conseguenze del loro gesto, tra i banchi del Salone del 300 si discute sull'insieme delle gesta di sfregio che i giovani infliggono alla città. È molto probabilmente una questione di ignoranza della storia della propria città, delle bellezze che essa ha e della fortuna di essere nati in una città che offre molto anche dal punto di vista storico-architettonico come Treviso. Giovani ignoranti dunque, e non solo della storia dei Buranelli. Il consigliere Barbisan cita un altro luogo che sta subendo quotidianamente piccoli e grandi vandalismi. Questo si aggiunge anche alla questione della loggia dei Cavalieri, dove ci sono parecchie scritte su colonne che ricordiamo sono del 1200, di un edificio storico quasi irripetibile in tutta Europa, e quindi noi dobbiamo richiamare tutta la popolazione, le famiglie, i giovani in primis, a un maggior senso di responsabilità. Per questo sono due le iniziative che la nuova amministrazione sta approntando. Una generazione che non conosce la propria storia, la storia della propria città. Noi vorremmo introdurre il Consiglio Comunale dei ragazzi, vorremmo introdurre ore di educazione civica all'interno delle scuole elementari, delle scuole medie, per far capire a questi ragazzi in quale patrimonio si trovano, in quale splendida città hanno avuto la fortuna di nascere. Queste le azioni contro l'ignoranza, ma nel tuffo dei Buranelli, secondo il consigliere Barbisan, c'è anche troppa spavalderia. Perché pensano forse di farla sempre franca, pensano che chi a Venezia si è gettato nel canale, è stato ripreso da un telefonino e poi lanciato nei social network e ha avuto migliaia di condivisioni, forse pensano che quella persona sia un eroe e che non sia stata punita. È bene che i ragazzi di Treviso sappiano che quei turisti a Venezia sono stati duramente puniti e condannati, e che non è il caso che anche loro facciano la stessa fine. Un ex richiedente asilo è stato denunciato dalla polizia locale di Treviso, scoperto mentre stava andando a recuperare 16 dosi di droga nascoste in un giardinetto. Aveva sotterrato alcune dosi di droga vicino ad un cespuglio nei giardinetti sotto le mura a Treviso, all'altezza della curva Bricito. Poi, quando pensava fosse il momento migliore, è tornato a recuperare lo stupefacente. Stava per ritirare del materiale per poi consegnarlo a terze persone. È stato intercettato dai nostri operatori. Ad allertare gli agenti le segnalazioni giunte negli ultimi giorni al comando, ma anche direttamente al sindaco Conte. Diversi cittadini infatti avevano denunciato dei movimenti sospetti all'interno dei giardini. Così sono scattate le verifiche e i controlli dei vigili che hanno bloccato il giovane, un 21enne nigeriano, fino a qualche tempo fa ospite nell'ex caserma Serena. È un ex richiedente asilo che in questo momento è senza fissa dimora, nei confronti del quale abbiamo rinvenuto 16 dosi di sostanze. Il ragazzo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Soddisfatto per l'operazione il sindaco Mario Conte. Come amministrazione metteremo in campo tutte le nostre energie per combattere lo spaccio a Treviso. I cittadini, e lo testimoniano le segnalazioni giunte alla polizia locale, conclude il primo cittadino, non vogliono più vedere certi personaggi intenti a nascondere e vendere droga. Gli agenti della questura di Treviso hanno invece denunciato 3 minorenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante dei controlli in zona San Lazzaro a Treviso i poliziotti si sono insospettiti nel vedere un gruppo di una decina di ragazzi che stazionava in un giardino nei pressi della parrocchia. 3 di questi sono risultati in possesso di marijuana e hashish contenute in alcuni pacchetti di sigarette. Poco distante gli agenti hanno notato un narghilè pronto all'uso e diversi sacchetti. Anno scolastico al via per gli studenti, per molti studenti della provincia di Treviso, anno scolastico dove non mancano i problemi di sempre come quello della carenza dei docenti. Nuovo anno scolastico al via con le vecchie problematiche, come quella della carenza dei docenti, o forse, come spiega il dirigente scolastico delle Stefanini, Antonio Chiarparin, sarebbe meglio parlare di difficoltà nel reperire gli insegnanti. Non è possibile che io debba ricercare
facendo la proporzione tra tutti i laureati, tutti gli aventi diritto a insegnare o possibilità di insegnare, io non posso mandare via 300-400 telegrammi per trovare uno che si degna di venire per una settimana. Presidi che devono attenersi alle graduatorie, ma, spiega sempre Chiarparin, mi capita troppo spesso di non ricevere risposte alle mie chiamate o di persone che rinunciano all'incarico. Una volta c'era una regola molto semplice, io rinuncio, vengo escluso dalla graduatoria, adesso no, uno rinuncia e rimane là. C'è poi l'altra faccia della medaglia di chi è pronto a sacrificarsi, ad allontanarsi dagli affetti più cari pur di accettare una proposta. Una signora ha accettato una supplenza, è partita dalla Sicilia con 2 figli, uno di 2 anni e uno di 3 anni, li ha lasciati a casa e è venuta qua. Ci vuole tanto coraggio, questa professoressa qua, ho cercato di spianare il più possibile le difficoltà per poter vedere i propri figli. Così l'anno scorso è stato necessario guardare altrove. Siamo arrivati anche a trovare gente che si sta laureando. Intanto, dopo un vertice in prefettura a Treviso, si è deciso di dare il via nelle scuole del Trevigiano ad un'azione di prevenzione fondata sulla formazione, con il coinvolgimento di personale sanitario. Questo visto l'abbassarsi dell'età del primo approccio agli stupefacenti. E a proposito di questo, il governo ha stanziato 2,5 milioni di euro per contrastare il consumo di droga tra i giovani, con impianti di videosorveglianza e personale di vigilanza fuori dagli istituti. Prevenire vuol dire sorveglianza, noi facciamo la sorveglianza nel limite del possibile anche di controlli esterni visivi e non solo visivi, anche di sospetti, e io di solito ho i contatti con chi di dovere e segnalo i miei sospetti e loro fanno le verifiche del caso. Arrivano i dati del monitoraggio sulla situazione vaccinale diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto. A tutto il 5 settembre scorso i bambini e ragazzi tra 0 e 16 anni che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale sono 79.843, in calo di 5.833 unità rispetto a quanto fotografato il 10 maggio scorso. Di questi, quelli tra 0 e 6 anni in età prescuola dell'obbligo sono 18.549, in calo di 3.762 unità rispetto a maggio. Adesso ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlare della Treviso Marathon a rischio, tema affrontato ieri sera nel corso di 20 e 10 con l'appello del PD. Conte, siamo con te, Treviso non può perdere la sua maratona. A giugno 2017 il sindaco Conte, quando era all'opposizione in consiglio comunale, si è battuto dicendo che la Treviso Marathon doveva tornare, era una vergogna, eccetera. Sì, però dopo il sindaco Manildo l'ha fatta tornare, è tornata un anno e il sindaco Conte l'ha mandata via perché ha detto fuori da Piazza dei Signori le manifestazioni sportive. Adesso permettetemi di dire, ma ha davvero senso fare entrare in centro le auto dove prima non c'erano e far uscire le manifestazioni sportive? Secondo me no. Oggi ha detto Treviso farà la sua maratona, vabbè, ben venga, io sono con lui, sono con lui. Mario, vai avanti, riporta in Piazza dei Signori la Treviso Marathon, che siamo contenti. Ma non le macchine, diceva. Ma non le macchine. Dopo la sentenza che conferma il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega, il Carroccio va comunque avanti e in Veneto si sta già organizzando la festa regionale che a metà ottobre tornerà a Treviso. Metà ottobre faremo la festa regionale della Lega, la faremo a Treviso. Dunque non solo una festa provinciale della Lega che per anni ha animato a fine settembre il prato di fiera alle porte di Treviso, per essere poi sospesa e riproposta negli spazi del mercato ortofrutticolo, ma un evento di più ampia portata che convoglierà nel capoluogo della Marca militanti, sostenitori ed esponenti del Carroccio da tutto il Veneto. Perché nonostante il macigno che ieri si è abbattuto sul partito con la sentenza che conferma il sequestro di 49 milioni di euro, i sondaggi parlano di un consenso in ascesa per la Lega di Salvini e così i vertici regionali intendono dar vita ad una festa regionale, o meglio nazionale, nella città riconquistata dal Carroccio con le elezioni di giugno. La stiamo costruendo diciamo con tutta la parte organizzativa, la festa della Lega ritornerà a Treviso.
anche perché dopo la vittoria di Mario Conte vogliamo rimettere Treviso al centro di quella che è stata la grande lega di Gentilini e di Gobbo naturalmente, e di Zaia. Ancora top secret la location che a fine ottobre ospiterà la festa. Indiscrezioni parlano di uno spazio ampio, forse alle porte della città, facilmente raggiungibile e in grado di ospitare migliaia di persone. E naturalmente già tutti i leghisti attendono il ritorno nella Marca del ministro Salvini. Inaugurato oggi a Treviso il primo condominio intelligente per gli anziani. L'edificio di Borgo Mazzini è frutto della ristrutturazione dello storico pensionato per musicisti donato nel secolo scorso dal cantante Tito Garzoni. La nuova residenza consente di accogliere 18 persone in condizioni di particolare fragilità che sperimenteranno una nuova formula di smart co-housing, cioè di condominio intelligente. Gli 11 appartamenti coniugano privacy e individualità nell'abitare con servizi comuni in un contesto architettonico e sociale protetto. Taglio del nastro alla presenza del prefetto, del vescovo e del sindaco di Treviso. La residenza Garzoni rientra nel più ampio progetto di ristrutturazione dell'ex casa di riposo Umberto I di Borgo Mazzini, che mira a realizzare altre esperienze di vivere comune, ma ognuno con un proprio appartamento, un progetto ambizioso e innovativo che ha ottenuto un finanziamento di 950.000 euro dalla Regione. Ed ora ci spostiamo a Cavaso del Tomba per una iniziativa davvero unica prevista domani e domenica, un originale museo di arte antica e moderna a cielo aperto. Sì, è uno dei angoli più belli e suggestivi dei Colli Asolani, con le pendici del Grappa, nel comune di Cavaso del Tomba. Il percorso è lungo 2 km, arte e natura, è un vero museo all'aperto. Si va dal borgo di Costalunga a quello di Castelcess, passando per Bocca di Serra, per un evento che vuole coniugare le testimonianze del passato, come per la chiesetta dedicata a San Martino edificata intorno all'anno 1000, con l'arte moderna di musica e pittura. Si tratta di pittura, scultura, poesia e musica nell'arco della giornata dall'alba al tramonto. Un vero e proprio viaggio tra passato e futuro, quello che è stato organizzato per sabato e domenica con rappresentazioni di danza accompagnate da racconti di queste terre, come per Costalunga, ricordata come antichissima via di transumanza dalla piana asolana fino alle montagne. Un appuntamento che si rinnova da quasi 20 anni, un'idea tra artisti nata in un pomeriggio d'estate tra pennelli e qualche bicchiere di vino. Era una sfida che quasi era impossibile, un'utopia, invece quello che vedo oggi dopo 19 anni è una realtà, perché qui è un posto dove la gente può venire in silenzio e una cura anche per il corpo e per la mente. Domenica a Treviso invece è giornata dello sport. Atletica leggera, danza, baseball, ma anche flamenco, pattinaggio e sci alpino. L'intera platea degli sport, anche quelli meno convenzionali, domenica 9 settembre saranno i protagonisti della giornata dello sport. Abbiamo la partecipazione è una specie di fiera di esposizione di oltre 64 società sportive e 47 discipline sportive. In quella che oramai è stata ribattezzata la cittadella dello sport, il quadrilatero tra Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, Viale Burchiellati e le mura, le società non saranno solo in vetrina ma saranno anche a disposizione dei cittadini. Danno la possibilità alla cittadinanza di provarla. Per questo, per quanto riguarda i ragazzini, addirittura abbiamo fatto una specie di concorso che chi prova almeno 10 discipline sportive riceverà poi un omaggio ricordo della manifestazione. Impossibile, se si parla di sport, non pensare alla Treviso Marathon, che sembra allontanarsi sempre più dalla città. Non sempre si può aderire a quelle che sono le richieste. Io credo che se si lavorasse per risolvere i problemi piuttosto che per accentuarli, si riuscirebbe lo stesso a fare la Treviso Marathon a Treviso. E ora le immagini di una parte dei locali di proprietà del comune di Treviso che pochi conoscono. Sono le stanze del Palazzo del Podestà che un'associazione per prima ha riutilizzato per presentare le proprie iniziative.
Ci è voluta la calma e la riflessione dello yoga per rilanciare il Palazzo del Podestà, una piccola porzione degli immobili comunali sparsi per tutta la città. Non degli uffici qualsiasi, ma un vero e proprio gioiello storico, ristrutturato ma per tanto tempo rimasto chiuso ed inutilizzato. Palazzo Podestà era sconosciuto anche noi, fin quando abbiamo capito che qua era la sede, oramai da 10 anni, il Comune l'aveva destinata come sede per le associazioni culturali e non profit e di volontariato, per cui abbiamo concorso anche noi il bando 2 anni fa. Siamo stati fortunati, ci hanno scelto e adesso assieme a altre 6 associazioni condividiamo questo spazio magnifico che è effettivamente in pieno centro di Treviso. Stiamo ancora cercando di capire tutti i dati salienti dell'età, di tutto quello che è la parte proprio storica, però devo dire che è una situazione unica, preziosa e molto molto bella che ci permette di creare delle belle opportunità. E si rimane davvero senza parole ammirando queste sale con i soffitti a cassettoni, il camino di fattura rinascimentale e le pareti in parte con ancora gli affreschi che richiamano la Treviso medievale descritta dai biografi dell'epoca come la città dipinta. E fa specie scoprire che dopo decenni di eventi tra Casugana e Palazzo Rinaldi anche questo piccolo diamante incrostato nel cuore della città può ospitare iniziative ed eventi per tutti i cittadini. Qualche esperimento pare sia stato fatto con piccoli concerti e conferenze e chi conosce la storia recente della città inevitabilmente ricorderà l'esperienza di Palazzo Onigo e dell'ex linea 10 di Corso del Popolo, oggi sede di un grande magazzino. E allora l'appello al sindaco non può che essere questo: aprire ancora di più le porte del palazzo ai cittadini perché possano ammirarne con orgoglio la bellezza. Del resto, tra le regole imposte al Podestà, come raccontano gli statuti trevigiani del 1300, una imponeva che la sua dimora fosse sempre aperta a tutti, nobili e popolani. E in fondo il sindaco Conte di fatto non è il moderno Podestà di Treviso? È tutto da Treviso e provincia, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi, buona serata. Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Migliora il tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 8 settembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, grazie all'aumento della pressione atmosferica. Ampio soleggiamento dunque sulla nostra regione, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime tra 14 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, ampio soleggiamento dunque con cielo sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 15 e 18 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione grazie alla rimonta dell'anticiclone. Sarà infatti ampiamente soleggiato al mattino con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Massime comprese invece tra 27 e 29 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.